Se da un lato ci sono quei 1600 che il tirocinio retribuito lo avevano in pugno avendo ricevuto conferma dal sistema, dall'altro ci sono invece decine di migliaia di aventi diritto che protestano per non essere riusciti ad accedere al sito in tempo utile. Ma non finisce qui, perché ai delusi si aggiungono anche gli 800 confermati dal click day di agosto. In tutto questo la regione siciliana, oggettivamente responsabile del flop, annaspa in una corsa allo scaricabarile che ha investito la società che ha gestito gli aspetti informatici, i vertici dell'assessorato e la società informatica della regione, secondo cui nessuno l'avrebbe interpellata. Insomma, il famoso click day e l'annullamento delle procedure di selezione del piano giovani del 14 luglio e del 5 agosto scorsi sono ancora al centro delle polemiche in Sicilia e ora sono pronti a partire i ricorsi delle migliaia di giovani che contestano le procedure seguite e le decisioni assunte dall'amministrazione regionale. A renderlo noto i loro legali, quali nel sottolineare l'inadeguatezza del portale informatico e l'illegittimità del metodo di selezione, annunciano che nei prossimi giorni avvieranno azioni giudiziali e stragiudiziali per tutelare i diritti dei loro assistiti. Intanto in questo calderone di pasticci il nutrito popolo dei giovani delusi e arrabbiati si dice pronto ad indire una class action in merito alla paventata possibilità di salvare i confermati di luglio ed escludere quelli di agosto. Ma la protesta viaggia anche sul web attraverso i social network. Su Facebook, infatti, alla pagina del gruppo chiuso Piano Giovani se Crocetta annulla tutto, le iscrizioni hanno già superato quota 400. Mercoledì prossimo, intanto, la Commissione Lavoro tornerà a riunirsi a Palazzo dei Normanni, anche se la conta dei danni appare già essere chiara. Si parla di 2.340 euro a testa solo per il mancato tirocinio, per un totale di oltre 300.000 euro, a cui va aggiunto il rimborso per la mancata chance relativa all'assunzione del piano giovani, che varrebbe diversi milioni di euro. Ma nel mirino delle proteste è finita anche la short list di esperti in comunicazione, pubblicata proprio in questi giorni da alcuni organi di informazione. Molte infatti le segnalazioni pervenute da alcuni partecipanti non inseriti nella lista, secondo i quali non sarebbero state eseguite le medesime valutazioni per tutti i curricula. Ciò che più appare strano, sottolineano, è il fatto che gli esperti inseriti nella lista, pur avendo esperienze nettamente differenti, abbiano riportato tutti lo stesso punteggio.